questo versetto che si trova in Proverbi 3:5, famosissimo versetto, sono sicuro che l'avete già sentito e che ve lo voglio leggere. E il versetto dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Ed è semplicemente questo. Volete una vita facile? Confidate nel Signore. Volete capire cosa fare nella vita? Confidate nel Signore. Volete capire di che colore tingervi i capelli? Confidate sul Signore, non vi appoggiate sul vostro discernimento. Perciò vorrei che pensaste a questo questa sera, in particolare su come potete mettere in secondo piano il vostro discernimento rispetto a Dio. Perciò preghiamo per iniziare il nostro culto. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata che ci hai dato, per questa opportunità che abbiamo di ritrovarci insieme, di stare insieme, di poter godere della compagnia, della comunione e di poterlo dare e cantare a te, Padre. Ti prego, Padre, in questo momento di benedire questo culto, questa lode, questo messaggio che sentiremo, in modo che tutto possa venire secondo i tuoi piani, tutto possa venire secondo la tua parola. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Amen, alleluia. Siamo qui tutti insieme qui per celebrare e glorificare il nome del nostro Signore. Alziamoci in piedi per poter lodare il suo nome, perché Lui sopra il mondo intero sei l'eccelso Dio, regni sopra il cielo, su ogni monte e mar. Il desiderio mio è quel che chiedo a te, è che tu regni in me, Signore. Sopra il mondo intero sei l'eccelso Dio, regni sopra il cielo, su ogni monte e mar. Il desiderio mio è quel che chiedo a te, è che tu regni in me, Signore. Oh, regna in me con il tuo potere. Quando ho timore, tu sei qui con me. Tu sei Signore dei desideri miei. Ti prego, regna in me, Signore. I pensieri miei, le parole mie rifletteranno la bellezza del mio Re. Vali più per me di tutto il mondo in te. Ti prego, regna in me, Signore. Oh, regna in me con il tuo potere. Quando ho timore, tu sei qui con me. Tu sei il Signore dei desideri miei. Ti prego, regna in me, Signore. Oh, regna in me con il tuo potere. Quando ho timore, tu sei qui con me. Tu sei il Signore dei desideri miei. Ti prego, regna in me, Signore. Santo, 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 santo è il Signore. Santo, 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 santo è il Signore. La terra è piena della tua gloria, la terra è piena della tua grazia, la terra è piena della tua presenza, piena del tuo amore. La terra è piena della tua gloria, la terra è piena della tua grazia, la terra è piena della tua presenza, piena del tuo amore. Dichiariamo che è santo. Santo, 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 santo è il Signore. Santo, 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 santo è il Signore. La Chiesa è piena della tua gloria, la Chiesa è piena della tua grazia, la Chiesa è
Dal profondo a te io clamo, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti al mio grido, alla voce della mia preghiera. Noi siamo qui tutti insieme oggi solo per grazia. Voi siete qui in questo momento solo per grazia, avete aperto i vostri occhi stamattina ed è solo per grazia, solo grazie all'amore di Cristo che su quella croce morì per noi, tutti i peccati portò su di sé. E in questo momento dichiariamo che quello che io sono lo rendo ai suoi piedi, porto al suo altare i nostri pesi, le nostre preoccupazioni, perché sotto le sue ali noi troviamo riposo. Amen. Né ricchezza né onor, niente ha un valor che può separarmi da te. C'è soltanto il tuo amor che riempie il mio cuore di te. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono la rendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Il mio orgoglio ti do e ciò che è nel mio cuore per offrirti la mia adorazione. Più che fama e poter, ciò che voglio è cercare te. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono lo rendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Lui è solo nel suo eterno amore noi siamo qui, che possiamo consegnare noi stessi a Lui
Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Gesù, fu la tua grazia che mi riscattò. Padre, ora e per sempre il tuo volto cercherò. Quello che sono, mi arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Quello che sono, mi arrendo ai tuoi piedi, davanti alla tua maestà mi umilierò. Io trovo più di ciò che cercai nel tuo eterno amor, nel tuo eterno amor. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, Padre, perché il tuo amore è eterno, è unico e noi non troveremo niente di simile, Padre. Io prego per tutte le persone che sono qui, che ci stanno ascoltando, che loro possano riconoscere che niente potrà prendere il tuo posto, Padre, e niente prenderà il tuo posto, Padre. Che ogni malattia, Padre, ogni stato d'animo negativo, che ogni dipendenza, Padre, venga alla luce e che le persone possano, Padre, riconoscere che tu sei un Dio supremo, sei sopra ogni cosa, Padre. Io ti ringrazio per questo. Dio di Abramo, sei il Dio che compirà ogni patto, tu manterrai, Padre, e ce lo dimostrerai, ce lo dimostri ogni giorno e ce lo dimostrerai ancora, Padre. Amen. Dio di Abramo, tu sei il Dio che compirà e ogni patto manterrà. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dici tu farai. Nonostante le mie difficoltà, fervore resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua
grazie, Signore, per questo momento che siamo qui dinanzi a Te, Signore. Dinanzi alla Tua presenza, potendo consegnare i nostri cuori a Te, Signore. Scrutaci, Signore, Tu conosci i nostri cuori, Tu sai le scelte che noi abbiamo dinanzi a noi ogni giorno da prendere, Signore. Ti prego, aiutaci a prendere la decisione, Signore, più giusta, a seguire le Tue rette vie, Signore, perché noi sappiamo che questo mondo ci tenta in ogni situazione, Signore, ma so che hai misericordia di noi, Signore. Tu ci aiuti in ogni situazione, in ogni circostanza dinanzi a Te. Noi stiamo, Signore, per poter celebrare ancora una volta le grandezze che Tu hai fatto nella nostra vita e che Tu stai facendo e che Tu ancora farai, Signore. Ti ringrazio anche per i momenti di afflizione che abbiamo, Signore, perché so che sono delle prove affinché noi cresciamo sempre di più in Te. Ti ringrazio, Signore, per questi momenti qui, tutti assieme, potendo imparare ancora di più di Te, Signore. Benedici la predicazione del pastore, Signore, che noi possiamo ricevere, Signore, la Tua parola e poter udire bene ciò che Tu vuoi per ciascuno di noi, Signore. Questo Ti chiediamo nel Tuo nome, amen. Sì. Ok. Interessante questa preghiera di Bruno, no? Che ha detto: Signore, aiutaci a fare le scelte giuste, no? Questo studio che noi facciamo una volta al mese si intitola proprio Scelte, e stiamo parlando della scelta del partner per la nostra vita. E abbiamo fatto, credo, 5 studi che riguardano il fatto di come deve essere la persona che accompagnerà la mia vita per tutto il resto della mia esistenza, no? Siamo stati anche molto esigenti, abbiamo visto che c'erano delle caratteristiche bibliche ben precise e molto serie, no? Allora, stasera invertiamo la domanda, la prima domanda è stata: quali sono le caratteristiche della persona giusta per la mia vita? Stasera invertiamo la domanda dicendo: quali sono le caratteristiche che io devo avere per essere la persona giusta? Ok? E quindi ci faremo questa domanda ovviamente rispondendo con la parola di Dio. Ma prima vogliamo pregare che il Signore possa parlarci e farci prendere delle decisioni corrette. Ok? Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché, Signore, siamo qua un'altra volta meditando sulla tua parola. Ti chiedo, Signore, tu possa guidarci attraverso il tuo Spirito a fare le giuste scelte, perché sono scelte importanti. Il coniuge che un giorno verrà per la nostra vita, per la nostra famiglia, per formare un fondamento solido, Signore, perché possa il nostro matrimonio, la nostra famiglia onorarti in tutto quello che faremo per il resto della vita. Nel nome di Cristo Gesù, amen. Io penso che ciascuno di noi, no? Grandi, piccoli, belli, brutti, hanno fatto una lista delle cose che vorrebbero dalla persona che sposeremo, ok? Lo voglio alto, lo voglio basso, lo voglio con gli occhi azzurri, lo voglio con i capelli biondi, lo voglio con queste caratteristiche, no? Nel suo carattere, nel suo temperamento. Ma la domanda da farsi è: se per caso quella persona nel mondo intero, in questi 7 miliardi, quasi 8 di persone, esistesse davvero, cosa abbastanza improbabile, ok? Perché tutte le caratteristiche non ci saranno. Ma quella persona, se fosse veramente perfetta come io l'ho immaginata, ma quella persona sceglierebbe me? E questa è una bella domanda da farsi, ok? Ossia, sceglierebbe
le caratteristiche che io ho, ossia quali sono le caratteristiche che io devo avere per essere un buon compagno o una buona compagna di vita. Allora ci sono almeno 3 consigli che voglio darti dalla regia, come si diceva una volta in TV, no? 3 consigli dalla regia. La prima, noi dobbiamo avere, anzi non avere, almeno queste 2 caratteristiche per essere le persone giuste. La prima è la fretta e la seconda è la pigrizia, che sono 2 caratteristiche che assolutamente per una persona che si sposerà, una persona che si fidanzerà, una persona che accompagnerà un rapporto di coppia non devono assolutamente prendere radice nella nostra vita. La prima quindi è la fretta. Cos'è una persona frettolosa? Una persona frettolosa è una persona che fa una scelta senza ponderare le conseguenze del futuro, ok? Ossia, perché una persona è frettolosa? Da cosa è animata la fretta? Generalmente la fretta di fare la scelta del compagno o della compagna di vita è dettata da tanti fattori, ma almeno 3 sono importanti, almeno 3. La prima, tutti si stanno fidanzando e io no. Tutti hanno il fidanzato o la fidanzata e io ancora non sono arrivato al punto, ok? Questa è la prima cosa importante che noi dobbiamo capire. La seconda, la possibilità di avere un'immagine di se stesso errata, ossia, sta attento. Quando io comincio a vedere che il mio amico, la mia amica, il mio compagno di classe, il mio collega di lavoro si fidanzano e cominciano a fare un percorso di vita che porterà al matrimonio, noi cominciamo a chiederci: ma perché io sono ancora single? Perché ancora la persona ideale non è arrivata nella mia vita? Perché ancora io non l'ho trovata nella mia vita? Okay? Almeno queste 2 caratteristiche sono 2 caratteristiche importantissime che fanno scattare la molla della fretta. La terza cosa è la paura di rimanere da solo, ok? La paura di rimanere da solo o da sola. Quando dico da solo è anche messo al femminile, ok? Quindi queste 3 cose sicuramente condizionano la scelta del partner ideale. Ma sta attento a una cosa che voglio dirti questa sera. Dio non lavora attraverso il tempo. Il tempo per Dio è veramente relativo. Per Dio il tempo veramente non conta assolutamente niente. Dio lavora per obiettivi. Quando noi viviamo nella paura, quando noi viviamo nella bassa autostima, quando noi viviamo questo conformismo di coppia, ossia tutti si fidanzano, io no, allora rischiamo di fare una scelta affrettata che Dio veramente non può benedire. La parola di Dio dice: lo zelo senza conoscenza non è cosa buona e chi cammina in fretta sbaglia strada. Non sbagliare strada col futuro partner della tua vita, perché sarà per tutta la vita. Non vorrei che tu ingoiassi un rospo, come dice il pastore Caio. È vero che bisogna ingoiare dei rospi con un po' di olio, no? Fa bene ogni tanto, ma ingoiare una persona sbagliata nella propria vita è una cosa che non va assolutamente bene, perché noi rischiamo non solo di stare male, ma di non onorare il Signore con tutto quello che faremo insieme. La persona che starà insieme a te è una persona che è stata scelta da Dio per onorare il Signore in tutto quello che farete come famiglia. Ovviamente non sarà una famiglia perfetta, ma questo è fondamentale. Non fare una scelta guidata dalla fretta. E l'altra cosa che diciamo così, è l'altro lato della medaglia, è la pigrizia. Ossia, io per essere la persona giusta nella vita di qualcun altro non devo essere una persona pigra. La pigrizia ci porta veramente a far calare le nostre difese, abbassare le nostre difese e permettere al mondo di entrare nella nostra mente e nel nostro cuore. Allora sta attento. È una persona che desidera trovare un partner per la propria vita, si prepara spiritualmente, emotivamente ad incontrare la persona della sua vita camminando con Dio ogni giorno. Ti faccio una domanda adesso, ok? A parte i fidanzati, che ce ne sono già 4-5 qua, ok?
Chi è che desidera trovare la persona giusta per la propria vita? Alzi la mano, per favore. Ok? Oh, tutti con dono di celibato qua. Ok, allora sta attento. Adesso ti faccio la domanda scomoda. Quanti libri hai letto per prepararti al tuo futuro matrimonio? Ok? 2? Altri? 3 addirittura, bravissimi. Ma state attenti. E voi fidanzati, che adesso vi chiamo in causa anche voi, quanti libri avete letto per prepararvi al matrimonio? Adesso voglio le risposte. Neanche uno. Ok, 3? Benissimo. Ma gente, bisogna darsi da fare, perché la casa bisogna che sia costruita. E la parola di Dio dice che il pigro desidera ma non ha nulla. E invece la persona che agisce in una previsione di un futuro, di una costruzione di una casa, che è una casa spirituale, bisogna che cominci già a preparare. Prepara i mattoni, prepara il cemento, perché prima o poi quella casa verrà costruita e adesso non puoi rimanere nella pigrizia, non puoi rimanere coricato leggendo romanzi fino alla fine del tempo, perché i romanzi ti cominciano a creare delle aspettative che non esistono, ma le cose che è corretto fare è leggi dei libri che parlano del matrimonio, perché prima o poi il matrimonio arriva e tu devi essere pronto. La parola di Dio dice così: passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. Ed ecco, le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Allora sta attento, Dio paragona il matrimonio a un campo da coltivare e dice qua che questo campo era pieno di rovi, ossia di erbacce cattive, e seconda cosa era privo di mura di protezione. Allora prova a immaginare tu che arrivi a un matrimonio completamente non pronto, ok? Che cosa c'è nella tua testa? Idee sbagliate del matrimonio, primo punto. Seconda cosa, se tu non hai un'idea di cosa Dio vuole da te, chiaramente il nemico metterà nella tua testa e nel tuo cuore cose completamente sbagliate. Avrà totale libertà di agire nella tua vita. Io mi ricordo prima di sposarmi, penso che mia moglie si ricordi, quando siamo andati a quella conferenza, tanti anni fa, no? Interessante questo, ok, pericolosissimo. A quella conferenza si teneva in una città, a Perugia, no? Mi sembra, c'era anche un pastore di nostra conoscenza. Ed è interessante che lui parlava proprio della preparazione al matrimonio. Tornati da quella conferenza, no? Dovevamo fare un viaggio in macchina, questo pastore mi aveva proprio messo all'angolo e detto: Signore, troppa cosa per me, io non posso affrontare il matrimonio perché è veramente troppo. Io mi autodistruggerò. E ho cominciato a parlare con la mia futura moglie, ho detto: Isa, per favore, io penso che non posso farcela, quindi a questo punto io cedo la mano e non mi sposerò perché per me è troppo davanti a Dio questo impegno. È interessante che le donne arrivano sempre prima, no, di noi. E lui dice: ma io non mi fido di te, mi fido del Signore. Quindi andiamo avanti, tranquillo. E ci siamo sposati. Oggi sono il 30° anno, no, di matrimonio quest'anno. Sì, 30° anno. E non cambierei moglie. Ma le sfide arrivano. E non possiamo né essere frettolosi, ma non possiamo neanche essere pigri. Dobbiamo prepararci per affrontare una vita insieme. Tu scoprirai delle cose molto interessanti nel matrimonio, cose che neanche ti sarai mai immaginato di conoscere dell'altra persona, perché 24 ore insieme, dalla mattina alla sera, tu scoprirai delle cose molto interessanti. Scoprirai che lasci i calzini in mezzo al salotto, scoprirai che quel tappino del dentifricio sarà sempre scoperchiato, e tu sai che le persone litigano per le cose semplici, non litigano per le cose serie, perché le cose serie si cercano di risolvere, no? Ma le cose semplici sono quelle che mettono in crisi il matrimonio. Ma tu devi essere pronto, quindi non essere né affrettato
e neanche essere pigro. Preparati perché il Signore vuole che tu sia pronto. Dice così la parola di Dio: la casa, ossia il matrimonio, ossia il rapporto di coppia, si costruisce con la saggezza e si rende stabile con la prudenza. Se tu non hai saggezza, devi chiederla al Signore e il Signore ti dà gratuitamente. Secondo punto che voglio considerare con te: noi dobbiamo cominciare a sistemare oggi, anzi ieri, il nostro stile di vita. Allora, sta attento. Quando tu pensi al cristianesimo, a che cosa pensi? Pensi che devo andare in chiesa, pensi che devo leggere la Bibbia, pensi che devo pregare, pensi che devo evangelizzare, pensi a un sacco di cose spiritualmente parlando. Raramente quando noi pensiamo al cristianesimo pensiamo al nostro corpo, che riteniamo una cosa talmente materiale che non ci passa neanche per l'anticamera della mente. Ma la parola di Dio dice così, sta attento. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e che è in voi e che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora sta attento. Pastore, che cosa significa questo nella pratica? Allora ti voglio leggere alcune statistiche che sono state fatte ultimamente, molto importanti, che hanno a che fare con lo stile di vita corporeo degli italiani, ossia di tutti i cittadini che sono qua in Italia. Allora, questa ricerca dice che negli anni 90 più o meno si dormiva almeno 9 ore al giorno e lo stato di salute dei cittadini italiani era abbastanza alto. Negli ultimi 30 anni lo stile di vita ha portato gli italiani, soprattutto i giovani, a dormire meno di 7 ore, ossia la media è circa 6 ore e mezza, ok? E allora sta attento, non solo questo, ma si dorme in ore tarde. Indovina un po' perché? Perché quando tu vai a letto che cosa usi? Solo uno è stato sincero di dirlo. Allora, quando tu vai a letto usi il telefono e si va a letto molto tardi. E una persona che dorme così poco è una persona che tratta male il proprio corpo. Allora, sta attento, il sonno è fondamentale perché attraverso il sonno la medicina dice che noi eliminiamo un sacco di cellule tumorali, ossia a lungo andare, se io dormo poco nel mio corpo, si accumulano delle cellule che potranno sicuramente trasformarsi in un male veramente incurabile. Ossia, Dio ha dato il sonno perché noi non siamo pipistrelli. I pipistrelli vivono di notte, noi siamo esseri umani, dobbiamo dormire quando bisogna dormire. La cosa interessante è che chi dorme poco di notte poi cerca di recuperare il pomeriggio, ossia sposta il metabolismo dalla notte al pomeriggio. E non solo, chi dorme al pomeriggio poi si sveglia con una fame da lupo e mangia tantissimo la sera, quindi comincia a squilibrare anche oltre a questo la propria alimentazione. Okay? Quest'altra caratteristica, quest'altra statistica dice che solo il 24% dei ragazzi, dei giovani italiani hanno un'alimentazione sana, okay? Ossia pensano al proprio organismo come qualcosa da rispettare, mangiano o fast food oppure cibo spazzatura. Quindi questa cosa comincia a inficiare il nostro modo di essere, di vivere nel nostro corpo. Guarda che cosa dice la parola di Dio nella prossima slide, se me la cambiate per favore. Ok. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e cosa dice lì? Corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Vedi che lui parla di spirito, parla di anima e parla di corpo. Dai riposo al tuo
corpo, rispetta con il cibo il tuo corpo, perché prima o poi paghi, prima o poi dovrai affrontare dei seri problemi che tu porterai nel tuo matrimonio, nel tuo rapporto di coppia, e non sarai in grado di dare quello che bisogna dare all'interno di un rapporto di coppia. Allora, c'è una grande bugia che esiste nei matrimoni. Quella persona, quel mio partner, il mio marito, la mia moglie mi devono accettare come io sono. Questa è la più grande bugia diabolica che esista. Quando tu cominci a ragionare così, cominci a ragionare in modo egoistico e sicuramente non sarà una cosa che Dio può benedire. Quando tu pensi al matrimonio devi pensare all'altro. Il tuo corpo non appartiene a te, prima di tutto appartiene al Signore, e poi la parola di Dio dice che il marito non ha potestà sul proprio corpo ma la moglie. La moglie non ha potestà sul proprio corpo ma il marito. È così che funziona, è così che dice la parola di Dio. Noi dobbiamo rispettare il nostro riposo, dobbiamo rispettare il nostro corpo attraverso un'alimentazione sana, noi dobbiamo rispettare il nostro corpo perché non appartiene assolutamente a noi. Quindi regolare il proprio stile di vita corporeo. Terza cosa che voglio dirti stasera: ci sono ragazzi e ragazze che hanno veramente cura del proprio corpo, è indubbio. Fanno la skin care, fanno la ginnastica, fanno questo, la dieta regolare, tutto quanto, ma stranamente possono rimanere da soli per tutta la propria esistenza. Ossia, perché se io mi curo così tanto non riesco a trovare la persona giusta? C'è una terza cosa importante che bisogna che noi capiamo. Non possiamo regolare soltanto le funzioni nostre corporee, fisiche, dobbiamo regolare anche il nostro carattere, dobbiamo regolare la nostra personalità, il nostro temperamento. Allora, dice così la parola di Dio. Ok. Per esempio, guarda una persona che usa male la lingua. Dice, c'è chi parlando senza riflettere trafigge come una spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. Oppure Proverbi 18:21, morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. Interessante questo testo biblico. Allora sta attento. Il nostro carattere in un rapporto di coppia va continuamente modificato e le modifiche possono essere a volte anche traumatiche. In un rapporto di coppia tu devi rinunciare a qualcosa, non puoi mantenere la tua postura. Io sono fatto così, perciò mi deve accettare così, e io sono così e non voglio assolutamente cambiare. La parola di Dio ci dice invece che noi dobbiamo cambiare costantemente. Dobbiamo adattarci a un rapporto di coppia, non possiamo più pensare io, dobbiamo pensare a noi. Perciò il noi significa che io devo rinunciare a qualcosa, la persona a fianco a me deve rinunciare a qualcosa e io devo cominciare a ragionare per due. E quando poi arrivano i figli, devo cominciare a ragionare per 3, per 4, quelli che sono, perché questo è essere famiglia, questo è essere insieme, questo è rapporto di coppia e non possiamo assolutamente pensare di fare in modo diverso. L'alternativa al non cambiamento, ossia se io decido di essere me stesso, di non cambiare mai qualcosa, l'alternativa è manipolare la persona a fianco a me, ossia io pretenderò da quella persona qualcosa che quella persona non può darmi, la devo dare io. C'è una storia biblica molto interessante nella parola di Dio, registrata nell'Antico Testamento, di una persona che non ha mai cambiato, almeno per un lungo periodo della sua vita, e che lui ha cominciato a manipolare le situazioni finché non si è trovato in una situazione di estrema sofferenza. Vi ricordate la storia di Giacobbe? Giacobbe ha cominciato a manipolare suo fratello, ha cominciato a manipolare suo papà, ha preso la primogenitura nel modo in cui lui pensava fosse giusto, è scappato, ok? Perciò intanto ha rotto due relazioni, quella con suo padre, quella con suo fratello, è fuggito, è andato in casa di uno zio che l'ha manipolato a sua volta per più di 20 anni, ha sposato 4 mogli, aveva 11 figli,
12, poi è arrivato il 12°, e lui tutto quello che aveva, a un certo punto ha detto, e adesso ho tutto ma non ho niente. Perché? Perché ho cercato di essere me stesso, non sono mai cambiato, ho manipolato la situazione e non mi è rimasto in mano che un pugno di mosche. Allora, questi sono i 3 consigli che ti voglio dare questa sera, ok? Per il tuo futuro rapporto di coppia. Se ce l'hai già, un fidanzato, una fidanzata, pensa bene a quello che stai facendo. Prima cosa, mai essere pigro, ma neanche essere troppo frettoloso. Ci vuole equilibrio nelle scelte della vita. Seconda cosa, cura il tuo corpo nell'alimentazione, nel riposo, in tutto quello che tu fai. Cerca di rispettare quello che non è tuo, ossia non è tuo perché è di Dio, non è tuo perché sarà del tuo futuro coniuge. E ultima cosa, regola il tuo carattere. Cerca di avere una modifica temporanea, giornaliera, non temporanea, una modifica giornaliera di tutte le tue attitudini, perché modificando se stessi tu fai un servizio alla persona che è vicino e a fianco a te. Ok? Che il Signore ti benedica e vogliamo pregare insieme perché tu possa prendere queste attitudini che la parola di Dio ci consiglia e farle tue. Non dimenticare quello che abbiamo studiato questa sera. Signore nostro Dio, nostro Padre, io ti chiedo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, che tu possa darci la capacità di modificare tante cose nella nostra vita. Signore, prepara i nostri ragazzi per un futuro matrimonio, per un futuro rapporto di coppia sano, perché, Signore, i tempi sono difficili, l'egocentrismo, Signore, è molto pronunciato e noi vogliamo chiederti, Signore, aiutaci a ragionare sempre non per noi stessi, ma per la persona che sarà a fianco a noi. Ragionare per 2 non è semplice, ma è necessario. Signore, la nostra vita appartiene a Te e che tutto, Signore, sia veramente per la Tua gloria e per il Tuo onore, specialmente le nostre famiglie, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Prova. Ok, alziamoci in piedi, continuiamo a lodare il Signore nel nostro momento di offerte. Sono posizionati ai lati. Il mondo passerà, ma la tua parola ferma rimarrà. La tua storia testimonierà che tu sei verità, nonostante le mie difficoltà fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua fedeltà per me, grande è la
io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Signore, ti ringrazio per la tua parola, Padre, la tua parola che ci dice ogni giorno come vivere, Padre. Questa parola che tu ci hai lasciato per far sì che sia lampada al nostro piede, Padre, luce nel nostro sentiero. E io ti ringrazio per questo, ti ringrazio perché tu ci mostri ogni giorno come proseguire, come andare avanti, Padre. E io prego che questo possa essere veramente il nostro percorso, il nostro sentiero, Padre, che noi possiamo prendere questa parola, Padre, seguirla ogni giorno, anche se è difficile, Padre, ma che noi possiamo farlo per seguire quello che tu hai in serbo per noi, Padre, per scoprire le grandezze che tu hai disegnate già nella nostra vita. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, perfetto. Bene, arriva il nostro classico momento degli annunci. Momento più atteso dei nostri sabati? No, dai, scherzo, assolutamente no. Allora, è iniziato da poco questo nuovo ministero riguardante le giovani coppie, ok? Abbiamo un bel po' di coppie molto molto giovani, sempre parlando di coppie sposate, ok? Perciò fidanzatini, mi dispiace, prima sposatevi, tranquilli, avete tempo più o meno fino a marzo se non mi sbaglio, ok? Perciò se volete fare una speed run del fidanzamento e del matrimonio potete sempre rivolgervi ai vostri pastori. A parte gli scherzi, invece, quelli che effettivamente sono sposati e vogliono partecipare possono sempre rivolgersi a Pastor Caio, se mi può alzare la manina, anche se in verità lo conosciamo tutti, bene, lui è Pastor Caio, ok? Potete rivolgervi a lui per fare questo convegno delle giovani coppie sposate dall'8 al 10 marzo a Peschiera del Garda, località molto molto bella. Prima di questo convegno avremo comunque un incontro per la quale vi potete sempre rivolgere con il Pastor Caio, ecco, che mi dimentico sempre, che sarà il giorno oggi. Perciò se non lo sapevate, ora siete invitati, tu che sei a casa e pensavi fosse un altro giorno, mi dispiace, succede, ok? Perciò potete ritrovarvi comunque seguendo le indicazioni del pastore verso le 8:30, ok? Noi usciremo per i nostri studi e quant'altro, voi potete fare il vostro incontro, ok? Spero sia qualcosa di molto positivo. Poi, sempre parlando di ministeri della nostra Chiesa, abbiamo come sempre il ministero di aiuto, il ministero sociale, il ministero solidale, che si occupa principalmente di aiutare i bisognosi. Se avete seguito gli ultimi sabati abbiamo sempre parlato di aiutare, che siano i poveri, che siano i bisognosi, che siano orfani, che siano vedove. Questo è il ministero della nostra Chiesa che si occupa di questo, di persone qui nel vicinato a Villorba, ok, che stanno affrontando situazioni difficili. Perciò se volete, se potete aiutare, potrete sempre rivolgervi a uno dei nomi messi là sopra. Io però credo che Maggie sia momentaneamente indisponibile per effettivamente aiutare in questo ministero. Per chi non lo sapesse, è una ragazza che è partita per la Polonia in un viaggio missionario, e le auguriamo tutto il meglio, ma potete sempre rivolgervi soprattutto a Isabella e a Giada, ok, per aiutare. Abbiamo un sacco di vestiti, un sacco di cibo che dobbiamo impacchettare, che dobbiamo rendere bello carino, oppure se non vi va a fare questo potete sempre aiutare nel visitare effettivamente queste persone e consegnare questi beni di prima necessità della quale hanno bisogno. Sempre continuando con la nostra lunghissima lista di ministeri, abbiamo anche un bellissimo ministero di preghiera, ok? E in particolare c'è l'ultimo giovedì del mese, che a gennaio cade non mi ricordo, già prossima settimana è l'ultimo giovedì del mese? Sì? No? Ok, mi dicono di sì. Questo, per chiarire, è un incontro che parte dai giovani ma è aperto a tutta la Chiesa. Ok, sarà un incontro fisico, saremo qui in chiesa e pregheremo per sempre
le persone nel bisogno, ok? Partendo da vicino, partendo da Villorba, andando a Treviso, la provincia, la regione, il paese, ok? Perciò vi aspettiamo sempre numerosi, tutti invitati, ok? Preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti, tutti invitati, ok? Poi, se notate questo sabato abbiamo fatto le cose così un po' diverse, un po' più intime e quant'altro, ok? Stiamo sperimentando, ma questo è anche il modo più effettivo, ok? Più fisico di vedere il muoversi di tanti ministeri in questa Chiesa. Perciò, siete toccati da questi culti? Volete partecipare? Volete effettivamente servire il corpo di Cristo? Molto bene. Abbiamo tanto bisogno, ad esempio, nella lode, abbiamo tanto bisogno nella questione di audio, nel mixaggio, nella live. Sono tutti ministeri che spesso passano inosservati, ma che sono tanto importanti, ok? Abbiamo telecamere, abbiamo persone che devono venire qua a sistemare le seggiole come le avete viste, abbiamo persone che puliscono, abbiamo persone... Il corpo di Cristo è sempre in movimento, perciò per favore, se volete aiutare, potete comunicare con Bruno, che non lo vedo, ok, è laggiù in fondo, poi lì potete parlare per effettivamente partecipare, servire e aiutare così il corpo di Cristo. Io credo di aver detto tutto. No, non ho detto tutto, naturalmente lascio la cosa più croccante alla fine, no? Benissimo. Quest'anno, giusto per cambiare le cose, faremo un altro incredibile campeggio quest'estate, ok? In particolare il campeggio di quest'estate si terrà a luglio, ok? Santa Giustina Belluno, già conosciamo la zona, già conosciamo la struttura, potete trovare le date lì sopra, ok? In particolare il tema del campeggio di quest'anno sarà la preghiera, perciò sarà Prayer Camp, ok? Vi aspettiamo tanto numerosi, voi nel frattempo segnatevi quelle date, ok? Scrivetevelo sul telefono, fate una foto. Mi rivolgo da questa, per chi è a casa che non sta vedendo, mi rivolgo a questa parte perché gli adolescenti hanno sta mania di sedersi alla sinistra della persona qua davanti. Una foto, magari vi scrivete queste date che sono importanti, se qualcuno di voi ha esami, se qualcuno di voi deve fare ferie, grazie, se potete fare una foto, ok, apprezziamo i fratelli della proiezione che lasciano lì il coso, che lasciano lì l'annuncio per darvi il tempo tecnico di fare le foto e di scrivervelo nel calendario, ok? Perciò quanti qui eccitati per i prayer camp? Ho visto più rumore nel canile di Conegliano. Comunque, tralasciando questo, io credo che adesso effettivamente siano finiti gli annunci e finalmente vi posso dire buonasera. Abbiamo i nostri studi, abbiamo i nostri incontri, tu che ci hai seguito da casa, grazie mille, Dio ti benedica. Gli adolescenti maschi sono invitati a soffermarsi per mettere a posto la sala, che domani abbiamo il culto della domenica. Grazie a tutti, buona serata, Dio vi benedica.